Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo una partita commentata giocata tra Chessmaster col bianco a livello 1950 Elo e me. Ho giocato col nero, ho detto ciao, vediamo un po' come va questa partita e ora cerchiamo di vederla e commentarla assieme. Ovviamente parte il bianco con E4, rispondo con C5 difesa siciliana che ripeto essere una delle mie preferite, solito cavallo F3 E6 cambio di pedoni, cavallo F6, ovviamente ora il bianco non può spingere, altrimenti seguirebbe anche donna A5 scacco con la ripresa di pedone. Quindi è costretto a difendere con cavallo C3 che difende il pedone e D6 si ottiene così la difesa Scheveningen, detta anche difesa del piccolo centro, anche perché i pedoni E6 e D6 appunto formano questo piccolo centro che non vanno a toccare la riga numero 5. Alfiere E2, A6, questa è un'ottima mossa preventiva perché sia i cavalli del bianco sia l'alfiere minacciano di andare sulla casa B5 che potrebbero creare diversi problemi, soprattutto i cavalli, andando a creare pressione sul punto di 6. Quindi solitamente questa è una mossa che si tende a fare. Arrocco, a questo punto alfiere 7, tentando anche, anche io di arroccare, spinta giusta di torre, e ora prima di arroccare decido di sviluppare il cavallo in modo tale che mi potesse bloccare questa spinta di pedone che mi avrebbe dato molto fastidio. Alfiere 3, altra mossa che si intende fare. Ancora prima di arroccare voglio sviluppare l'altro alfiere perché una strategia classica che si intende utilizzare per il nero per un po' cercare di fermare il grosso attacco del bianco è appunto quello che in caso di cambio di cavallo io poi avrei sviluppato l'alfiere in C6, ma anche se il bianco non intende cambiare, prima o poi questo cavallo in C6 va cambiato, l'alfiere va sviluppato in C6 e si crea un po' di pressione su questa diagonale, insomma, A8, H1. Donna E1, sicuramente per andare a controllare le case nere e quindi uscire anche eventualmente in G3 e creare sempre pressione sul mio punto G7, soprattutto dopo l'arrocco. Arrocco, donna G3 appunto. Ora cambio finalmente di cavalli. Cambio, alfiere per e alfiere di 7 C6, andando quindi appunto ad attaccare con cavallo e alfiere questo pedone che ora è debole. Ok, qui sicuramente è inutile che io andassi ad attaccare questo pedone perché l'avrei perso in un modo o nell'altro. Per esempio, basterebbe solamente che io giocassi cavallo per E4 e poi eseguiva lo scacco matto in G7, quindi era un'arma a doppio taglio. Ovviamente non potevo neanche giocare alfiere perché dopo il cambio col cavallo, cambio col pedone, c'era sempre il matto in G7. Ovviamente non potevo di certo assecondare questo tranello. Perciò che cosa devo fare? Mi trovo in una posizione in cui sto bene così, meglio che non muovo nulla qui altrimenti creo solo casini. Cerchiamo quindi di svilupparci sull'ala di donna, nonostante siamo in minoranza di 2 pedoni contro 3. B7, cerchiamo un po' di prendere spazio anche noi. A2, A3 evitando l'ulteriore spinta in B3. Donna in D7 con duplice funzione. La prima, quella di andare a far collegare le torri, che è una delle cose che la teoria consiglia di fare, mettere in collegamento le torri. Far prendere una buona direzione alla mia donna, ma soprattutto di mettere poi la donna in B7 che va a creare ancora più pressione su questo punto. Torre in E1 va in D1 cercando di creare un attacco a raggi X sulla mia donna, quindi un attacco non diretto ma che lo potrebbe diventare fra qualche mossa. Donna B7 E4 E5 e ora anche qui ho pensato molto, ho detto forse è meglio che non prendo questo pedone ma sposto il cavallo da qualche parte, ma se lo faccio segue poi sempre il fatto che si libera questa diagonale, quindi segue poi sempre il matto in G7, quindi ho detto innanzitutto prendiamo
il pedone. Prendiamo poi questo pedone e ora devo spostare il cavallo. Però sono più contento di spostare il cavallo ora che questa diagonale è stata chiusa e ho preferito liberare la colonna alla torre. Ovviamente cavallo qui per creare anche un attacco alla donna, cambio e cambio. Ora, proposta di cambio da parte del bianco. Qui qualcuno avrebbe potuto pensare ad una ritirata G6 e probabilmente l'avrei fatto anch'io, anzi è stata la prima cosa alla quale ho pensato. Però poi ho pensato che c'era di meglio, nel senso se dopo un cambio la mia regina va in E4 non c'è nulla di male, anzi controllo meglio il centro, meglio così per tutti, anziché andare sulla difensiva, poiché dopo magari alfiere G6, cambio di alfieri H per G6, dopo una manovra di donna e torre potrebbe entrare in colonna H e fare veramente danni. Perciò torre in C8, ovviamente andando a creare pressione sul pedone C2. Ok, allora questa mossa ha sicuramente un significato. Il significato è che se io con questo alfiere cambio questo alfiere e lui viene con la torre a prendere l'alfiere, guadagno il pedone in C2. Probabilmente non verrà con la torre a prendere l'alfiere, ma non conviene forse neanche prendere di pedone, quindi prenderà di donna. Perciò torre in D2, andando a super proteggere questo pedone in C2. Ora cambio e appunto donna in D3, perché questa torre appunto serve a proteggere il pedone in C2. Torre in F va in D8, ora tocca a me creare un attacco a raggi X. Come vedi questa partita non ha nulla di veramente eccezionale, ma è tutta piuttosto posizionale e per ora sembra equilibrata. Pedone, scusami, allora, abbiamo giocato, ok, torre D8, ok, la donna sicuramente si toglie, donna E2, avanzamento di pedone. Per qualcuno potrebbe sembrare una mossa azzardata, ma per me è molto buona, anche perché dopo il cambio andiamo a creare un attacco. Inoltre, se non avessi giocato questa mossa e il bianco avesse rafforzato tutto con pedone C3, non avrei più potuto spingere questo pedone e avrei comunque avuto l'alfiere chiuso in queste diagonali. Quindi, ora tanto C3 lo gioca comunque, ma sicuramente meglio così. Ok, ora se vado a posizionare il mio alfiere in E7, questo alfiere poi non avrebbe molto gioco. Quindi che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di cambiare il più possibile, anche perché si dice che per il nero è anche soddisfacente pareggiare. Se il bianco deve tentare a vincere, il nero, anche se pareggia, va molto bene, anche perché diciamo sempre che è quella mossa in meno che gli pesa per tutta la partita. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un sacrificio, che poi viene subito recuperato. Torre per alfiere. Se ora prende di pedone, perde la torre. Se prende di torre, perde comunque la torre poi. Perché? Vediamo. Inchiodatura di alfiere col suo re. E quindi è una perdita di torre, quindi uno scambio alla fine di materiali molto equo, che l'ho fatto appunto per cambiare un alfiere e una torre. Non so se ho fatto bene, ma ho deciso di semplificare la situazione il più possibile. Raddoppio di torri, sicuramente. E ora raddoppio io andando a minacciare questo punto. Ora seguono una serie di piccoli attacchi su pedoni, anche perché secondo me lui ha questi due pedoni che sono molto deboli. Io ho questo che è debolissimo, ma io punto a questi due pedoni e questo pedone isolato, che sono la sua debolezza, mentre io per ora di debole ho solo questo pedone. Quindi mi sentivo in vantaggio. B2 e B4, costringendomi a cambiare. Cambio e ora seguono appunto, come dicevo, attacchi di pedoni. La mia torre attacca il pedone, la sua donna va a raddoppiare. Qui era anche inutile, nel senso, se io catturo il pedone mi rimane il re bloccato in ottava traversa e con la discesa di torre c'era lo scacco matto anche senza il raddoppio di donna. Donna B7 va in B6
sempre andando a sfruttare quell'inchiodatura, donna di 1, di 3, andando appunto a puntare sul mio punto debole, H6, cercando una via di fuga. Non me la sentivo di giocare G6 perché poi c'era il pedone E5 che non mi faceva fuggire il re in F6, quindi ho detto, ciao, andiamo a liberarci in H6, tanto la donna prima o poi si muoverà da questa diagonale. Re F2, pedone G7, qui va tutto bene, quindi muovo solo i pedoni e eventualmente il re. Donna che mi attacca il pedone, re che difende il pedone, si mette anche in una posizione piuttosto buona. Donna e 3, andando eventualmente ad attaccarmi la donna sempre al re Gx. Donna C7, andando sempre a raddoppiare quell'attacco. C4 e il bianco inizia ad avanzare. Qui avevo paura di un'eventuale promozione di questi due pedoni. Donna che va in E7 attaccando questo pedone. Donna che difende questo pedone ed attacca il mio pedone. Donna G5 che attacca questo pedone. E quindi scambio equo di pedoni. Quindi io mi sono liberato della mia debolezza e sto molto più tranquillo. Torre H4. Sicuramente si è voluto togliere dall'attacco della mia donna e l'ha messa comunque sempre in una posizione dove può controllare questi due pedoni. Scacco e minaccio di prendere la torre. L'unica posizione possibile per il re è questa. Torre di 8 per andare a creare una rete di matto, se mi è possibile. Quindi non posso più dare scacco di torre, perché la donna si è messa sulla stessa traversa. Quindi io vado a mettermi in D2, così il re non può più tornare indietro e già le case disponibili di fuga del re sono molto poche. Attaccandomi la torre. E ora faccio un gioco piuttosto pericoloso ma sicuro, nel senso, vado a mangiargli il pedone, scacco, re mangia la torre e io mangio la torre, avendo guadagnato un pedone. Siamo 4 contro 3 e di sicuro i miei pedoni sono più forti perché sono tutti uniti. Tuttavia abbiamo questi due pedoni passati, non hanno pedoni miei che possono insomma attaccarli, perciò ok, donna che va ora a difendere i suoi pedoni e a darmi scacco. Qui non me la sentivo di giocare F6, anche perché poi il mio re avrebbe avuto anche attacchi in settima traversa, quindi ho detto, ciao, cambiamo le donne, tanto il mio re dovrebbe riuscire ad ostacolare questi due pedoni. Accetta il cambio, e al che mi sono sentito piuttosto tranquillo, perché ora devo andare ad ostacolare questi due pedoni. Ok, qui avanti non posso più andare perché i pedoni mi ostacolano, quindi mettiamo avanti i miei pedoni così il suo re non può avanzare. Intanto cerco anch'io di andare a promozione sul lato più sinistro possibile. Questa mossa è stata fondamentale. Perché? Perché se avessi spinto un pedone, se avessi spinto qualsiasi pedone, dopo una mossa del pedone avversario sarebbe potuta essere devastante. Quindi re che si posiziona nella giusta posizione, avanzamento di pedoni. Qui il re può entrare in E5, ma con questa mossa non ho più problemi. Nel senso, se entra in E5 io gioco F4, può entrare in E5 e prendere il pedone 6, ma questo è già andato a promozione. Stesso ragionamento ora, può prendermi sempre il pedone E5, ma questo scappa. Questo è un modo molto importante per giocare questo finale vinto alla fine di 4 pedoni. Ok, quindi ho questi 4 pedoni che attaccano sempre con forza e devono salire tutti assieme sopra. Cambio, qui sicuramente questo pedone per mantenere questi 3 pedoni coesi. E ora devo stare molto attento a giocare. Devo fargli muovere il re. Il re ora messo così in una posizione fortissima, perché se io muovo qualsiasi pedone perdo. Muovo il pedone in F3, mi mangia questo qui in G3. Muovo il pedone in E3, viene in mezzo qui ed è un casino. Perciò ho detto, visto che lui può muovere solo il re e questi due pedoni non li può muovere,
muovo il re, gli faccio perdere una mossa, è obbligato a muovere un pedone e a questo punto riesco a vincere. Qui tenta il tutto per tutto, ovviamente. Salgo su ancora con i pedoni. Vado su per scappare. Qui non gli ho voluto regalare nemmeno un pedone, perché ora potevo andare subito a promozione. Invece no. Voglio 2 donne. Una e 2. A questo punto il finale è piuttosto scontato. Scacco matto.